Quali sono le cause dell'attuale situazione in cui si trova l'Istituto Giannelli di Chiavari? Fondamentalmente due. La prima è una grossa denatalità che è presente su tutto il territorio, ma direi presente in tutta Italia, che ora si nota moltissimo in maniera evidente sulla scuola primaria, più avanti si noterà anche nei licei. La seconda causa è che noi abbiamo fatto un'offerta formativa molto valida come quella del bilinguismo. Questa offerta formativa probabilmente non è stata recepita bene, per cui i nostri iscritti sono scesi. Noi fortissimamente contavamo di rialzare le nostre utenti, le nostre classi, e invece non siamo arrivati al numero minimo indispensabile per una sopravvivenza di una scuola paritaria di avere 20 bambini per classe. Ci sono delle ottime offerte formative in zona, ci sono delle ottime scuole paritarie, c'è un'ottima scuola pubblica che dà un'offerta formativa altrettanto valida. Ora le suore hanno colmato i buchi economici che ci sono stati e le ringraziamo, perché io dico sempre e lo continuo a ripetere, bisogna fare un monumento a queste suore giannelline, perché sono sempre state veramente molto, lo dico 3 volte, molto generose. Le scuole paritarie ricevono contributi da parte dello Stato? Assolutamente no. Il costo, dicevo, di un ragazzo di una scuola elementare e una scuola media è di 10.000 all'anno, che paghiamo con le nostre tasse, no? Tutti quanti. Una scuola paritaria arriva a stare in piedi a malapena se e solo se si pagano 4.500. Le nostre rette sono meno della metà, quindi capite bene che la matematica non è un'opzione. Come state lavorando per accompagnare le famiglie? Allora, ci siamo mossi relativamente in fretta, perché abbiamo chiesto alle scuole pubbliche statali, alle scuole paritarie presenti in zona di poter accogliere tutte le famiglie. Discorso diverso per il liceo scientifico sportivo. Come state lavorando per questo proprio settore della vostra offerta formativa? Essendo l'unico presente in zona c'è una difficoltà maggiore per risolvere il tema. Questa difficoltà maggiore stiamo studiando delle alternative proprio per poter rilanciare una soluzione. Ci stiamo lavorando, stiamo studiando, confido nel giro di una settimana di provare a fare delle proposte concrete.